Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nella mattinata di oggi la Polizia di Stato di Venezia, nel corso di un'attività contro i fenomeni di borseggio, ha intercettato e fermato 4 donne che non hanno saputo fornire ai poliziotti spiegazioni plausibili in merito alla loro presenza all'interno della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia o nei pressi del terminal di Piazzale Roma, non essendo in possesso di alcun titolo di viaggio né di residenza nel territorio veneziano. Pertanto, le stesse sono state accompagnate in questura per i successivi accertamenti, all'esito dei quali il questore di Venezia ha irrogato 2 DASPO urbano che impediranno alle cittadine straniere di continuare a transitare nelle aree che in passato erano state interessate da fenomeni di borseggio e 2 fogli di via obbligatori. Ancora cronaca. Ieri mattina la volante della questura è intervenuta a Mestre in via Camarcello in quanto il richiedente riferiva di avere scorto un individuo straniero riconoscendolo come l'autore di un fatto perpetrato nei suoi confronti nel mese di aprile scorso. Subito dopo l'uomo è stato rintracciato poco distante e bloccato privo di documenti di identificazione, quindi portato in questura per i dovuti accertamenti, al termine dei quali è emerso che il cittadino tunisino era entrato irregolarmente nel territorio italiano e non aveva mai regolarizzato la sua posizione. Pertanto, interpellata la Direzione Centrale dell'Immigrazione, è stato disposto per lo stesso l'accompagnamento presso il CPR di Gradisca di Sonzo, dove rimarrà in attesa di essere rimpatriato. Cambiamo argomento. Domani, giovedì 3 agosto, alle ore 18, a Concordia Sagittaria, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, parteciperà all'inaugurazione della 44esima edizione della Fiera di Santo Stefano, Fiera Nazionale dell'Agricoltura, nell'ambito della quale Coldiretti Venezia organizza un convegno che si svolgerà venerdì 4 agosto alle ore 20:45 presso lo stand della Regione Veneto, dove si parlerà del valore dell'agroalimentare italiano, messo a dura prova non solo da eventi climatici simili tropicali che spazzano via in pochi minuti il lavoro di anni, ma anche, secondo Coldiretti, da eventi come per esempio l'avvento del cibo sintetico. Passiamo al meteo. La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro Meteorologico di Teolo dell'ARPAV, comunica che per domani, giovedì 3 agosto, a causa di un generale aumento delle temperature, sono previste condizioni di disagio fisico intenso sulle zone pianeggianti e costiere della regione. La qualità dell'aria risulterà invece buona, discreta. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.